Allo stadio Zoboli per l'allenamento del Carbonia troviamo con grande piacere il vicepresidente della società mineraria Checco Fele, che è stato tra l'altro giocatore e allenatore negli anni della Serie C2 per ben 5 stagioni. Buon pomeriggio Checco. Buon pomeriggio a tutti. Allora, è iniziata la stagione targata 2018-2019, il Carbonia è partito col piede giusto, 1-0 sul Selargius, gol di Cacciuto. Come vedi questa stagione Checco? Sicuramente la squadra è attrezzata per potersi giocare le prime posizioni con le altre squadre che vanno per la maggiore. Immagino Arborea, La Palma, San Marco, Orrolese e poi come sempre qualche sorpresa. Noi siamo fiduciosi che la squadra possa fare ciò per cui è stata allestita e di conseguenza aspettiamo oltre che il gioco anche il risultato. Tra l'altro quest'anno ricorre l'80° anniversario della nascita della città di Carbonia e volete cercare assolutamente di riportare il sodalizio minerario perlomeno nel campionato regionale d'eccellenza. L'idea della società è principalmente del presidente Foti e del vicepresidente De Zogus è quella di cercare di dare al Carbonia più dignità da un punto di vista sportivo, cercando di salire di qualche categoria nel tempo, insomma. Ci siamo dati come tempo per poter salire in eccellenza un paio d'anni, speriamo di poterci riuscire e questo è l'obiettivo della società. Ecco, per quanto concerne invece il discorso stadio, abbiamo letto in questi giorni ci sono un po' di polemiche, com'è la situazione? Ma polemiche insomma lasciano il tempo che trovano. La situazione è che il Carbonia Calcio ha partecipato al bando ad evidenza pubblica che il comune e l'amministrazione comunale ha bandito, non è stata presa in considerazione o perlomeno è stata esclusa dalla gara in quanto deficitaria di un documento che non attestava la solidità economica della società. Secondo noi era un documento anche superfluo in quanto solidità finanziaria, una società dilettantistica a livello di promozione regionale mi pare quantomeno inopportuna questo tipo di richiesta, però se questo la legge prevede è giusto che sia stato fatto, però siamo fiduciosi che nel più breve tempo possibile tutto questo possa essere appianato, magari con l'indizione di un altro tipo di gara per l'assegnazione della gestione dell'impianto sportivo. Insomma. Ecco, come ho detto prima all'inizio di questa intervista, hai allenato il Carbonia su 8 anni della Serie C2 per 5 stagioni. Che effetto ti fa essere ancora qui alla guida della società del sodalizio minerario? Ma alla guida, siccome il Carbonia a me ha dato molto, sia da giocatore che da allenatore, in una qualche maniera essere a disposizione della società e mettere a disposizione della società l'esperienza maturata di tutti questi anni a me, oltre che fare un enorme piacere, è anche un onore, insomma, perché io ritengo il Carbonia Calcio per la città e per la zona più che considerarla una squadra di calcio, penso che sia un'idea di sport, un'idea di socialità, un'idea di lottare per il futuro, insomma un po' di tutte queste cose. Infine un ricordo di colui che è stato davvero il grande mito in questo stadio, cioè Carlo Zoboli, che appunto è stato intitolato proprio a lui. Beh, di Carlo Zoboli si può dire tutto. Intanto la prima cosa che mi viene in mente è che era un uomo con basi solide e poi è stato un ottimo giocatore, non si è mai staccato dal Carbonia. Con lui ho vissuto tanti momenti belli come tante altre persone che hanno frequentato il Carbonia Calcio, quindi il suo ricordo è perenne ogni volta che venga allo stadio. Credo che sia per me che per tanti altri possa rimanere un esempio. Insomma. Grazie Checco e naturalmente in bocca al lupo. Grazie a voi.